partita dunque la nona serie, l'ottava serie di breve 10 blocchi di partenza. Troveremo Federico Battaglia, alla 2 Davide Appiati, alla 3 Canesi, alla 4 Federico Zolesi, alla 5 Patrick Danieli, alla 6 Riccardo Moschen, alla 7 Federico Parma, alla 8 Andrea De Grandi. Ricordiamo che il programma, al termine dei 200 misti in tutte le categorie, prevederà la disputa dei 100 stile libero nella categoria femminile. Quindi 200 stile libero maschi, 100 stile libero femminile. Prova, prova. Dove devo sentirla? Ovunque? Vediamo dunque Prova, due prova, nuotatori a prova, prova. 1, 2, 3, prova. Francesco Lonetti, che ha aumentato il suo ritmo, si è posto alle spalle di Michele Facchinelli. Vado? Siamo con Paolo Sartori, questo trofeo Montichiari, l'Aquastic Center, come l'ha trovato? Che trofeo è? Ma per noi è importante, anni che veniamo in questa manifestazione, è un'ottima location, un ottimo programma gare e noi lo vediamo anche come data per noi ideale. Mi sono dimenticata di chiedere per quale team lei. Io team in Subrica. Team in Subrica, tantissimi giovani anche qua oggi, com'è essere nuotatore in questo periodo, soprattutto in Italia? Ma a livello giovanile diciamo che il movimento è ancora attivo, la crisi economica che investe il paese investe anche gli impianti e abbiamo una difficoltà cronica a conciliare le attività agonistiche con il movimento scolastico, ma questo un po' in tutti gli sport. I giovani però non mollano, soprattutto quelli che magari vedono che hanno risultati. I nuotatori non mollano mai. Grazie mille, insomma buone gare. Grazie. Ok? Prova con Francesco Lonetti che chiude i 2:24:54, attendiamo l'arrivo di tutti i concorrenti Quando gli parlo? e quindi potremo